Fino a martedì della prossima settimana verranno effettuati dei controlli straordinari con più di 120 pattuglie giornaliere solo dell'Arma dei Carabinieri e in più anche quelle delle forze di polizia con cui controlleremo tutte le arterie principali e secondarie. Siamo alla vigilia di Pasqua e le giornate sono insolitamente baciate da un sole più che primaverile, condizioni ideali per le gite fuori porta, si sarebbe detto, in tempi diversi da quelli in cui l'emergenza coronavirus ci ha catapultati. Difficile resistere, ma le limitazioni sono stringenti e le sanzioni onerose. Inutile dire che gli spostamenti tra località diverse, ma anche all'interno dello stesso comune, sono vietati se non per giustificati motivi. E quello di trascorrere le vacanze non rientra tra le possibilità di muoversi consentite ai cittadini. Siamo a Ponte Massa, in comune di Sedico, e questo è uno dei luoghi cruciali della viabilità provinciale, uno dei tanti scelti oggi dall'Arma dei Carabinieri per iniziare a monitorare il transito delle auto verso Lagordino. La tentazione di raggiungere le seconde case è fortissima, come stanno riscontrando i controlli nella stragrande maggioranza delle località turistiche della provincia. Questo non è possibile e naturalmente bisogna tutelare la popolazione bellunese, che è stata brava fino ad ora nel rispetto delle regole, per cui cercheremo di evitare questo transito di turisti che non sarà possibile. A Ponte Massa i controlli sono iniziati di prima mattina, la zona è stata sorvolata dall'elicottero del 14° nucleo carabinieri di stanza Belluno, impegnato a monitorare dall'alto il flusso del traffico provinciale. Sorvegliata speciale Cortina, che più di tutti sta pagando in termini di contagi il conto presentato dall'ultimo weekend sugli sci dell'8 marzo scorso. Il bilancio complessivo dei servizi delle forze dell'ordine da inizio emergenza ha riscontri positivi sul senso di responsabilità dei bellunesi. Ne abbiamo trovati pochi di furbetti della situazione. La popolazione sta capendo che questo è l'unico strumento per poter uscire da questa situazione difficile.